Ancora un vertice in prefettura sull'emergenza profughi. Nella Marca sono arrivati altri 14 nuovi migranti. Tutti sono già stati sistemati nelle strutture delle cooperative sociali, le uniche finora individuate in provincia per l'accoglienza di profughi e richiedenti asilo. Ma stante la situazione di assoluta incertezza, per far fronte ai nuovi arrivi programmati e non, potrebbero essere individuati nuovi spazi. Nel veneziano, ad esempio, sono state individuate per tale scopo alcune palestre. Le palestre debbono essere in qualche modo allestite, quindi abbiamo bisogno di 3-4 giorni. Per questi 3-4 giorni li abbiamo mandati a Jesolo. Si lavora insomma con una situazione che evolve di ora in ora e che in certi casi rischia di esplodere. Sui fatti accaduti ieri al CEIS di Vittorio Veneto il presidente della regione si è espresso in maniera cristallina. Espulsione immediata per chi si renda protagonista di comportamenti aggressivi, prepotenti o peggio violenti. È ora che non vengano giustificati da nessuno ma trattati come meritano, afferma Luca Zaia, a fronte di una situazione complessiva che dice essere diventata insostenibile. Stamani nella struttura di Serravalle nessuno fra gli ospiti ha voluto commentare l'accaduto, ma la situazione era decisamente tranquilla. Il decreto di cessazione all'assistenza della prefettura di Treviso è notificato a 4 richiedenti asilo e il provvedimento emesso a seguito della protesta con blocco stradale del febbraio scorso. Basta con facinorosi e violenti che devono essere sbattuti dentro o rispediti da dove sono venuti senza se e senza ma, sbotta Zaia. Da Cassugana il sindaco di Treviso ribadisce l'urgenza di fare squadra con la regia della regione per affrontare la questione anche a livello europeo. Mi piacerebbe che uniti in Europa, anche con colori diversi, che siamo del PD, che siamo della Lega, che siano di altre forze politiche, riuscire a fare un pressing in Parlamento europeo perché l'Europa veramente si prenda le proprie posizioni. In attesa che l'Europa faccia la sua, gli sforzi maggiori continueranno ad essere chiesti ai comuni.